I popoli del Grande Verde, il titolo di un suo libro che si Sì. presenta oggi qui a Casa San Filippo. Sì, è un libro che riguarda questo momento particolare della storia del Mediterraneo, tra il XIII e il X secolo a.C., in cui questi popoli, che gli egiziani chiamavano i popoli del Grande Verde, ma che sono a noi più conosciuti come i popoli del mare, scorazzarono un po' nel Mediterraneo orientale e determinarono la crisi dei grandi imperi, tra cui l'impero Ittita, l'impero di Mitanni, diedero fastidio agli egiziani e costituirono quindi un momento di cambiamento tra un sistema gestito da questi grandi imperi a un sistema che poi sarà quello del primo millennio a.C., in cui vedremo emergere i Fenici, i Greci con le colonizzazioni. Quindi sono un popolo poco noto, ma di grande interesse per la storia del Mediterraneo. Ecco, dalla letteratura alla politica, mi consente una domanda, lei Certo. prossimo assessore regionale? Dicono così, io ancora non ho avuto nessuna, diciamo, comunicazione ufficiale. C'è ovviamente il gradimento da parte del Presidente, da parte anche di altre forze politiche che costituiscono la maggioranza, quindi diciamo che dovrebbe essere una designazione che dovrebbe arrivare a una conferma ufficiale. Però ripeto, al momento non ho nessuna conferma ufficiale. Si conosce anche la delega eventualmente? La delega sarà quella dei beni culturali. È un'idea che è nata proprio per promuovere il libro come trasmissione di cultura, come anche momento di crescita personale e collettiva. Abbiamo iniziato a Palermo il 23 di marzo e concluderemo questa lunga rassegna presentando ogni giorno un libro in un paese diverso, una città diversa della Sicilia, fino al 22 di aprile. Il motivo è semplice, perché il 22 aprile è il giorno prima della giornata che l'UNESCO dedica al libro, che sarebbe il 23 di aprile. È proprio dal 1996 che l'UNESCO ha voluto che questa giornata fosse dedicata al libro e al diritto d'autore. È un modo per promuovere ancora oggi il libro, di far crescere anche la sensibilità verso questo strumento che ancora oggi è fondamentale per quanto riguarda, ecco, la trasmissione della conoscenza, la trasmissione del sapere. Siamo all'ottava presentazione, ottavo appuntamento e avete scelto un sito ovviamente meraviglioso. Sì, chiaramente Agrigento ha un fascino particolare, soprattutto quando si presentano libri come magari in questo caso quello di Sebastiano Tusa, dedicato ai popoli del mare. Chiaramente presentare 30 libri in Sicilia, in una regione che ne ha 390, bisogna fare delle scelte, abbiamo cercato di scegliere il meglio. Oggi siamo particolarmente contenti di ospitare Sebastiano Tusa, uno dei più grandi archeologi siciliani, oltre ad essere un collega del Dipartimento dei Beni Culturali. Infatti con Tusa parlavamo della sua prossima nomina d'assessore, un grande esperto per un assessorato ovviamente competente. Ovviamente noi gli facciamo tutti gli auguri che derivano anche dall'affetto e dall'amicizia che ci lega.